Va ora in onda la rassegna stampa. Sveglia. Cos'è tutta questa fretta stamattina? Oh, manco dovessi andare in bagno a far la cacca. Ma cos'è tutta questa fretta di cominciare? Ah, giusto. Sono le 7:30, allora possiamo cominciare. Buongiorno, eccolo qua. Ma dai, l'orologio che fa le 7:30, inquadrato in questo momento. Chi ci guarda anche sul sito radiolibertà.net, su Facebook, su YouTube. Buongiorno. Chi ha scaricato l'applicazione e clicca nella casellina in alto a destra su canali e oltre ad ascoltare la radio, puff, parte anche la televisione. Questo è l'orologio di Radio Libertà con le nostre firme. Ne abbiamo soltanto 2 esemplari e sarà distribuito durante Pontida 2025. Domenica, non questa, la prossima, il 21 di settembre, al grande evento della Lega a Pontida in provincia di Bergamo. Cercate lo stand di Radio Libertà. Chiaramente questo orologio verrà distribuito a chi ci aiuta di più. Avete capito, la nostra Radio Libertà vive con il vostro sostegno economico e chiaramente chi ci dà qualcosa in più come sostegno, un contributo volontario, molto contributo e molto volontario, si porta a casa questo orologio da parete stupendo perché ci sta da Dio in cucina, giù nella vostra taverna, insomma, per i leghisti, ma in generale per chi non vota a sinistra o anche per chi vota a sinistra, che però dice cavolo, questa è una radio che mi piace troppo, mi diverte ascoltarla, oggetto di culto. Certo, chi ci verrà a trovare a Pontida avrà l'abbonamento con questi oggetti di culto allo stand di Radio Libertà, ma anche negli altri, intorno a noi decine e decine di gazebo da tutta Italia. Ogni zona porterà i propri prodotti e le proprie novità, soprattutto in ambito politico. Prenotate il pullman per Pontida. Legaonline.it è il sito, ci sono decine di pullman che vi aspettano, tutti quanti partono e vi portano domenica mattina a Pontida, non questa, ma il 21. Il buongiorno si sente dal Barin, buongiorno Simone, buongiorno a tutti voi che siete pronti allerta per un'altra giornata di controinformazione, una giornata che naturalmente vede in primissima pagina, devo dire anche da parte dei giornali di sinistra, non me l'aspettavo e mi hanno sorpreso in maniera positiva, per niente, perché se ne parlano anche i giornali di sinistra vuol dire che per loro come fosse una cosa normale. Ma sì, è morto uno di destra in America, ma sì, cosa vuoi che sia? Vediamo un attimino. Arriviamo alla titolazione principale, partendo chiaramente dal quotidiano di riferimento che abbiamo e avete tutti voi per arrabbiarci. Il quotidiano Il Manifesto, euro e 1,50, tanto per saperlo. Il titolo principale del Manifesto quest'oggi, venerdì 12 settembre 2025, è Morte bianca. Ok? Naturalmente stiamo parlando di Charlie Kirk, annunciata e smentita più volte la cattura del killer di Charlie Kirk negli Stati Uniti dilaga la rabbia della destra. Da Trump in giù piovono minacce di morte ai trans e squilli di vendetta su tutta la sinistra. Capito, mi hai, come hanno girato completamente la frittata? Siamo noi che minacciamo di morte loro, i trans, quelli di sinistra. Cioè, non sono loro che hanno ammazzato noi che non votiamo a sinistra. Guarda, sono fantastici quelli del Manifesto. Lutto per l'influencer maga assassinato mentre difendeva le armi libere. Anche qui, signori, hanno fatto che difendesse la famiglia, il fatto che no, le armi libere. Bene, anzi malissimo. Questo è il quotidiano Il Manifesto, che poi più in basso scrive: pulizia etnica da Gaza City al piano E1, Israele avanza con gli sfollamenti forzati in tutti i territori palestinesi occupati.
Se vi interessa altro, compratevi il manifesto. Io vado oltre perché giustamente ho fretta, devo leggere tante cose e non posso mica stare 2 ore sul manifesto. Scherzi a parte, ci mancherebbe. Sto campionando. Per par condicio vado immediatamente sul quotidiano Secolo d'Italia, che scrive: ucciso per le sue idee. Sì, non ho ricordato che possiamo anche leggere i vostri messaggi. Questa è una rassegna stampa interattiva, è l'unica che esiste in questo formato. Se mentre io parlo dico qualcosa che vi fa saltare sul divano o sul letto, se cominciate a fare bidibodi, buppaparappa, scrivetemi un messaggio e ditemelo. 340 67 09 659 e mi appare immediatamente nel computer. Fate la prova: 340 67 09 659 per dirmi quello che pensate sugli argomenti del giorno. Ucciso per le sue idee, scrive questa mattina al Secolo d'Italia Charlie Kirk, martire conservatore. La sinistra riesce a infangarlo anche da morto. È morto Charlie Kirk, un padre, un marito, un giovane repubblicano con una voce. E per qualcuno non è abbastanza, perché in una società che ha smesso di distinguere l'uomo dall'etichetta, nemmeno la morte basta più a riconoscere l'umanità. Si può morire sul palco davanti a studenti universitari colpiti al collo in pieno giorno e finire comunque classificati come estremisti, o peggio, come colpevoli, non di un reato. Non di un reato, ma di una posizione politica. Kirk non era un terrorista, non era un guerrigliero, non era un predicatore d'odio, era un conservatore. E tanto è bastato. Per il presidente americano Trump, Kirk è stato ucciso dalla retorica della sinistra radicale, quella che per anni ha paragonato meravigliosi americani come Charlie ai nazisti o ai peggiori criminali e assassini di massa del mondo. Parole che colpiscono nel segno, perché mentre milioni di cittadini partecipavano al dolore, altrove si scrollavano le spalle. O peggio, Bernie Sanders per una volta ha fatto ciò che non ci si aspetta da ogni politico. La violenza politica non ha posto in questo paese. Dobbiamo condannare questo attacco orribile. I miei pensieri vanno a Charlie Kirk e alla sua famiglia. Ma bastano 20 parole di decenza per smascherare un'intera cultura, se così si può chiamare. Tra i suoi sostenitori Dem la reazione è stata rabbiosa. Questo non è politico, non era un politico. È accaduto lo stesso a migliaia di Gazawi e Charlie applaudiva. Non avevi bisogno di scrivere questo post. Oh Bernie, dai, sii serio. L'abisso non è solo morale, ma antropologico. Così l'editoriale di Alice Carrazza quest'oggi sul quotidiano Secolo d'Italia, che mette in primo piano anche la Polonia, che schiera 40.000 uomini al confine con Bielorussia e Russia. Le Figaro, che colpisce Macron ed elogia il governo Meloni. Dalla rissa alla lite sulle liste, estate nera per la festa dell'unità. E questi i titoli principi, chissà perché poi mi viene in mente Bersani con la foto, con la maglietta di Frocio Italia, ma è una meditazione personale. Certamente un'occhiata anche alle agenzie, alle notizie della notte. La tensione in Europa viene messa in pagina sul sito elettronico di Repubblica. Solo 4 droni intercettati, il buco nei cieli dell'Alleanza Atlantica. E in effetti, insomma, ci sembrava un po' strano. Hanno scritto: sì, abbiamo messo alla prova le difese europee che hanno funzionato, ecco, sono volati gli aerei, è arrivato l'aereo radar italiano. Sì, ma i droni erano già passati. Vabbè, vediamo altre segnalazioni da Repubblica, che ci ricorda come bonus mobili ed elettrodomestici, ultimi mesi per la detrazione al 50%, come funziona? Sempre che chiaramente ci siano ancora i soldi. Il Corriere apre con l'assassinio di Kirk, la maglia patriottica, l'unico proiettile, la fuga. Cosa si sa del killer di Kirk, che non è stato ancora beccato? L'FBI pubblica un video, sappiamo il suo nome. Un video segue i movimenti del sospetto mentre sale sul tetto da cui avrebbe sparato da 130 a 180 metri di distanza. Vediamo
se ci sono altre segnalazioni, sempre sul sito del Corriere, nel villaggio in Polonia colpito dai russi, il peggio deve ancora venire, Putin vuole prendersi tutto, e poi Bolsonaro, anche nella versione cartacea se ne parla, Bolsonaro è l'ex presidente condannato a 27 anni e 3 mesi per il tentato colpo di Stato in Brasile. Queste le titolazioni della notte, mentre già arrivano i vostri WhatsApp al 340 6709 659 e vi ringrazio, ma io mi tuffo subito sui quotidiani cosiddetti giornaloni, partendo da Libero. Certo, giornaloni, nel senso che uno è dei giornali, insomma, più quotati, più comprati, e l'invito che fa il Sammy Varin a quest'ora del mattino è il motivo per cui esiste questa rassegna stampa, che è anche un po' autocelebrativa, di un certo pensiero, se volete, ma molto risanciana, scherzosa. Il motivo poi finale è quello di farvi comprare. Sì, di farvi comprare un quotidiano, almeno uno alla settimana. Torniamo a leggere, ma soprattutto torniamo a leggere il cartaceo. Sentite rumore? Sentite profumo della carta? Il quotidiano Libero, che costa 1,50 €, dai, insomma, come il quotidiano comunista, e questo non è comunista ma costa lo stesso. Titola oggi Libero: guerra in civile, morto a destra, festa a sinistra. Non male, si spiega abbastanza bene, anche se, ribadisco e discoriba, te l'ho detto, ne parlano anche, e dell'omicidio di Kirk naturalmente, ne parlano anche i giornali di sinistra come fosse nulla. È morto quello, certo, sì, ma propagandava l'uso delle armi in America, hai capito il manifesto? Vabbè, l'omicidio di Charlie Kirk apre la fogna social. In moltissimi, se avete Instagram, non in Italia chiaramente, qui ancora sono ancora gentili, no? Vediamo nelle prossime ore, ma in America in moltissimi festeggiavano nelle scorse ore la morte di questo ragazzo. Non era assolutamente anziano, che semplicemente parlava, diceva cose un po' come facciamo noi di Radio Libertà, hai capito? È per quello che ogni tanto qualcuno mi guarda dicendo ma è vero, ma sei vero? Ma non c'hai la scorta, Sammy Varin? No, la mia scorta siete voi, e anzi, se ci date una mano attraverso il conto corrente postale 37671294, magari riusciamo a rinforzare la porta d'entrata, potrebbe essere un'idea, no? Ci abbiamo fuori i militari, tranquillo. Morto a destra, festa a sinistra. L'omicidio di Charlie Kirk apre la fogna social e gli intellettuali avversari pubblicano vecchie frasi e giustificano. Cambiare rotta esulta, un giorno meno buio. E la Meloni dice: il clima è questo. Tajani risponde in aula su Gaza. Urca, come si è arrabbiato ieri, l'avete visto? Dopo lo riprendiamo. Vuoti i banchi PD 5 Stelle, e lo insultano Tajani, dicendo prezzolato. Gli hanno dato del prezzolato a Tajani. Digli tutto a Tajani, ma non del prezzolato. Non scherziamo, ma davvero, cioè, ci sono andati giù pesanti, robe che sai, te lo puoi dire al bar. Vabbè, andiamo avanti, perché c'è l'editoriale di Mario Secchi, oggi sul Libero, si intitola "Se non stai con loro ti coprono di fango e rischi la pallottola". Capito mi hai? Così è cambiata la narrazione di una certa sinistra. È tutto così, proprio così. Editoriale di Mario Secchi quest'oggi, e che ricorda come ieri in Senato si è consumato un fatto grave. Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle, nel replicare all'informativa di Antonio Tajani sulla guerra a Gaza, ha detto che il ministro degli esteri si comporta come uno di quegli influencer prezzolati dal governo israeliano per coprire la verità. Chiaramente, andatevelo a risentire su YouTube, probabilmente ve lo faremo sentire anche noi nella giornata. Non è stato bello, diciamo così. Siamo in centropagina sul Libero, che ci ricorda con Dario Mazzocchi come ormai
è caccia al fascio, tra virgolette. Chiaramente tutti noi che non votiamo sinistra siamo per loro fascisti. Trump, Bolsonaro, Fico. Chi sbaglia, tra virgolette, parte, chi sbaglia parte, diventa un bersaglio. Partendo da Bolsonaro, accoltellato in Brasile durante la campagna elettorale del 2018, Jair Bolsonaro. Trump, colpito da una pallottola durante un comizio il 13 luglio 2024. Robert Fico, premier slovacco ferito a colpi di pistola da un oppositore l'anno scorso. Miguel Uribe, candidato a presidente, morto dopo un attentato in Colombia. Ma come non ricordare Pim Fortuyn, politico olandese ucciso da un ambientalista nel maggio 2022. Shinzo Abe, ex premier giapponese ucciso a un comizio l'8 luglio del 2022. Ormai è caccia ai fascisti. Già, per loro, tutti noi siamo fascisti. Chi soffia sul fuoco, scrive Daniele Capezzone oggi sul Libero, che ci spiega come funziona la macchina dell'odio rosso. Molto interessante. Molliamo per un attimo Libero e poi lo approfondiamo, perché ragazzi oggi veramente ogni quotidiano, devo dire la verità, sia di destra che di sinistra, è davvero ricco di sensazioni. Si cerca di raccontare, certamente in modo diverso, che cosa è successo in America e soprattutto si cerca di capire cosa succederà in futuro, perché le cose si mettono male sia dal punto di vista della guerra sia dal punto di vista di questo odio di una certa sinistra verso chi non è di sinistra. Quale scegliamo? Quale scegliamo di quotidiano? Ditemi un po', messaggio 3406709659, dove volete? Ok, vado su Repubblica. Titolo principale: la Polonia schiera i soldati. Il premier Tusk, 40.000 uomini a confine tra Russia e Bielorussia, Londra, Parigi e Berlino inviano i caccia. Il presidente USA, i droni russi, forse un errore. Varsavia chiude lo spazio aereo dopo l'incursione dei droni russi e annuncia l'intenzione di schierare 40.000 soldati ai confini con la Russia e la Bielorussia. Intanto Francia, Germania e Regno Unito propongono di rafforzare la protezione della Polonia con aerei Rafale Eurofighter, ma Londra si dice anche pronta a sostenere qualsiasi ulteriore schieramento della NATO nella regione. Macron conferma: non cederemo alle intimidazioni di Mosca. La caccia all'attentatore negli Stati Uniti. Trump esalta Kirk. Siamo in prima pagina su Repubblica, e che mette anche una gigantesca foto la foto di Kirk con fiori, tantissimi fiori intorno. Te l'ho detto, un comportamento particolare, quello della sinistra dell'informazione, nel senso che assolutamente non ha nascosto il fatto che l'abbiano ammazzato come niente fosse, come fosse, ne hanno ammazzato uno dei tanti, no? È un mio pensiero particolare, se siete d'accordo o no. 3406709659, scrivetemi un WhatsApp che io tra 10 minuti li leggo. Trump esalta Kirk, simbolo di libertà. Slogan antifascisti sull'arma del killer. L'FBI ha diffuso la foto del presunto killer di Kirk a un'età da universitario. Sull'arma del delitto trovata in un bosco erano presenti riferimenti alla comunità transgender e all'antifascismo, riferimenti nel senso che tifava per loro. Spieghiamolo. Alla vittima Trump concederà l'onorificenza più alta: era un gigante. Tra i titoli in prima pagina su Repubblica: Brasile, Bolsonaro condannato a 27 anni per tentato golpe, i 2 testamenti di Armani scritti di suo pugno, e Djokovic, rinnegato dalla Serbia, si rifugia in Grecia. Vogliamo Repubblica, ma ci torniamo perché all'interno c'è l'intervista a Nichi Vendola, e so che vi interessa in modo particolare, ma anche ad Acquaroli. Way. Le Marche sono il nostro Ohio. Sento la pressione su di me, sì, ma soprattutto non mette il sondaggio Repubblica. Se n'è dimenticato. Centrodestra avanti alla grande nelle Marche.
Dove andiamo? Dove andiamo? Beh, sì, ok, vado sulla Verità, ho capito. Prima pagina, anche qui poi gli approfondimenti. Titolo principale sulla Verità di quest'oggi: torna l'omicidio politico. A sinistra c'è chi gongola. L'Europarlamento nega il minuto di silenzio per Charlie Kirk. Anche questa cosa. L'assassinio negli USA del giovane attivista conservatore mostra che certa cultura progressista, mentre lancia allarmi sulla tenuta della democrazia, è la prima a minarla e intona il corretto del "se l'è cercata". L'FBI a caccia del killer sulle pallottole, slogan pro-trans e antifascisti. Vedete come si specifica un po' meglio sulla Verità rispetto a Repubblica? Sì, su Repubblica dice, si parlava anche di sulle pallottole, no? Il ritratto, comizi e libertà. Chi era il 31enne che ha spostato i ragazzi a destra? Pene per chi esulta, Trump e Vance in ginocchio, a lui la massima onorificenza. L'affare dei droni, mammali russi, la Polonia mette 40.000 soldati ai suoi confini. Ancora in prima pagina sulla Verità, blitz di Macron e Germania per portar via soldi all'Italia. Altro che difesa comune, vertice segreto con i paesi baltici, obiettivo tagliare dal bilancio UE i fondi per i paesi mediterranei. Siamo ancora sulla Verità. Fine vita, il centrodestra resiste alla consulta, la maggioranza esclude gli ospedali pubblici per i suicidi assistiti, Dem furibondi. La maggioranza tiene il punto sul disegno di legge per disciplinare il fine vita, confermate l'esclusione del sistema sanitario nazionale nei casi di suicidio assistito, lo Stato non eroga la morte. Ribadito il no all'eutanasia, opposizione sulle barricate, limitati i requisiti, i tempi si allungano. Intanto la flotilla parte e trema. Vogliamo l'immunità. La flotta italiana non è ancora partita alla volta di Gaza, ma qualcuno inizia ad avere paura. La portavoce Maria Elena Delia, infatti, chiede al governo l'immunità diplomatica. Esageriamo. Intanto il pentastellato croati a bordo si dà alle dirette social, ma è chiaro che alla fine bisogna fare spettacolo in qualche modo. Finiti i fuochi artificiali dei droni, che appunto abbiamo messo un po' in punto interrogativo, nel senso che è strano che il drone arriva con tutte le lucine, picciu, vabbè. Devi sempre pensare male, Sammy Varin, assolutamente no. Dove vado? Vado sulla Stampa, sì, dai, un giro anche sulla Stampa, oggi stiamo andando benissimo. No, prima su Avvenire, dai, vediamo Avvenire. Avvenire scrive, non sapendo cosa scrivere, scrive in prima pagina un mezzo segnale. Cosa vorrà dire un mezzo segnale? Un po' sì, un po' no. Dal Parlamento UE, prima risoluzione su Gaza senza citare il genocidio. E insomma, abbiamo provato dicendo, non va mica tanto bene. Gli italiani in ordine sparso. Parolin riprende la frase di Mattarella, siamo sull'orlo del baratro. Tajani pronti a inasprire le sanzioni, Netanyahu accelera sulle deportazioni dalla striscia con aerei e navi. Quotidiano Avvenire, l'Europarlamento con il voto favorevole di Forza Italia e PD e l'astensione di Fratelli d'Italia, la Lega che fine ha fatto? Approva una risoluzione non vincolante che chiede di riconoscere lo Stato palestinese, sanzioni a ministri estremisti e coloni, lo stop di fondi a Israele e la tutela delle comunità cristiane. Nel testo non c'è la parola genocidio, mentre alle Camere l'informativa di Tajani che apre a sanzioni più aspre finisce in bagarre quando i 5 Stelle gli danno del prezzolato. Intanto il governo Netanyahu accelera sulle deportazioni da Gaza con un piano che prevede il ricorso a navi e aerei. Siamo sempre su Avvenire, che mette Kirk in prima pagina scrivendo altro sangue sulle parole, gli Stati Uniti sotto shock, caccia il killer di Charlie Kirk, l'influencer vicino a Trump, parte lo scambio di accuse.
Anche su Avvenire, fine vita, rivisti comitati e no al servizio sanitario. Esclusione del sistema sanitario nazionale, ritorno ai comitati etici regionali affiancati da un centro di coordinamento nazionale di valutazione delle richieste e l'aggiunta dell'aggettivo incoercibili, che è chiarissimo, per definire le sofferenze del paziente che fa richiesta al trattamento di fine vita. Devono essere sofferenze incoercibili. Andate chiaramente a cercare il significato. Queste le novità dei 7 emendamenti presentati dai relatori col DDL Zanettin, Forza Italia, Zullo, Fratelli d'Italia, che li considerano un'apertura alle opposizioni. Bazoli del PD dice invece mediazione più lontana. Molliamo anche la prima pagina di Avvenire mentre arrivano i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Andiamo sul Corriere della Sera, che apre questa mattina in centropagina con Kirk ucciso, la furia di Trump. L'FBI chiede aiuto per trovare l'assassino. È salito su un tetto da dove ha sparato, poi è riuscito a fuggire. Colpa della sinistra, il virgolettato. Caccia al killer dell'attivista, c'è un giovane sospettato. Rilasciato il secondo sospettato, negli USA ancora caccia al killer di Kirk. Trovata l'arma utilizzata, un fucile di precisione calibro 30 avvolto in un asciugamano e 3 colpi nel caricatore. Diffuse dall'FBI 2 immagini dell'assassino, giovane vestito di scuro, la rabbia di Trump che propone una medaglia per l'attivista. Da Capitol Hill a Pelosi, assalti, omicidi, violenza politica, il caso America. Tra i richiami in prima pagina sul Corriere, che in taglio alto però scrive: droni russi, la Polonia schiera 40.000 soldati, il Parlamento UE riconoscere la Palestina. Varsavia risponde ai droni russi lanciati sul proprio territorio e alza uno scudo protettivo per difendersi da altri attacchi. La Polonia è pronta a schierare 40.000 soldati ai confini con Bielorussia e Russia. A Strasburgo l'Europarlamento approva la risoluzione su Gaza, ma evita di usare la parola genocidio. I partiti italiani si dividono. E il Corriere pubblica il sondaggio di Nando Pagnoncelli, Marche, la sfida, Acquaroli al 50,1, Ricci 44,8. Ragazzi, si vince, ma non facciamo scherzi, andiamo a votare nelle Marche, così come in Valle d'Aosta, che sono le primissime regioni che avranno l'onore di avere il vostro voto a fine mese di settembre. Alle elezioni regionali nelle Marche è favorito il centrodestra con Acquaroli al 50,1%, ha vinto, e Ricci al 44,8%, ha perso. E tra i partiti di Fratelli d'Italia batte il PD, Forza Italia è sopra la Lega, ma sarà un refuso sicuramente, e AVS è davanti al Movimento 5 Stelle. Corriere della Sera oggi con intervista al ministro Crosetto, il raid di Mosca, un test, reagire alla guerra ibrida. È un test che non abbiamo capito se abbiamo superato oppure no. Crosetto! Il presidente Mattarella dice: Crosetto si è limitato a descrivere ciò che sta accadendo, ci sono azioni e decisioni di leader che ricordano i peggiori momenti dell'umanità, al raid di Mosca bisogna reagire, dobbiamo essere pronti, servono leggi e investimenti. Dobbiamo essere pronti vuol dire che non lo siamo. Siamo ancora in centropagina sul Corriere, ma va che bell'uomo, ma che bel ragazzino, arrestato baby gang, trapper con la pistola, nelle clip un vero mitra, e ce l'avevamo chiesto tutti questa cosa, ma è vero o è finto il mitra? Ma aveva anche altre armi che fa vedere, che osteggia davanti all'obiettivo nei suoi video, ragazzi. Ma il problema è che questo è uno dei più ascoltati e guardati dai giovani. Aveva armi con matricola brasa, i PM dicono è pericoloso, eccolo qui Zaccaria Muib, 24 anni, in arte baby gang, nella clip della canzone con il mitra fornito da una banda di trafficanti macedoni. Cioè, ma anche... Capisci a me, questa è una radio ascoltata da tantissimi della Lega, di centrodestra, ma anche da molti che non c'entrano niente con la politica, semplicemente ci ascoltano per avere un'informazione diversa. Capite che se anche facevamo la secessione tanti anni fa noi della Lega,
Ma questo ce lo ritrovavamo ugualmente, perché è padano, capisci? È Zaccaria Muhib, è proprio padano, vive qua da noi, è figlio del barcone, ma no, ce lo teniamo, questo ci faceva i video ugualmente, e tu dici, però avevamo giudici padani, lo rimandavamo immediatamente al suo paese, ma è questo il suo paese! È un bel casino, però lo hanno riarrestato. Io pensavo che non fosse mai uscito di galera, ma lo hanno riarrestato, e chiaramente altre visualizzazioni per i suoi video. È bravo, e questi sono i famosi Maranza, poi sono quelli che insegnano ai nostri figli come ci si comporta nelle grandi città, come si rubacchia, come si picchia, come si violenta, perché è il capobranco. È il capobranco. Fermami, fammi fermare, perché c'è la pausa delle 8. Io ogni mezz'ora mando in onda artisti indipendenti che per me meritano. Bene, quest'oggi andiamo a trovare Luigi Zimmitti e Carmelo Di Grande, ci fanno una versione bellissima di The Girl from Ipanema, ma non c'è solo questa, sentite che roba.
Beh ragazzi, questa è roba buona, prima qualità. Sono due performer veramente importanti nella loro terra, la Sicilia, ma girano in tutta Italia. Se avete bisogno di loro per un evento, per un qualcosa di molto elegante, Luigi Zimmitti con Carmelo Di Grande in questo mix The Girl from Ipanema, Blu e Bossa. In questi giorni lo trovate, Luigi Zimmitti, a Marzamemi, Siracusa, al Festival Internazionale delle Identità del Mediterraneo, ma in generale, ve l'ho detto, per qualche evento, anche sai quelle cose che si fanno in ditta per presentare questo e quell'altro prodotto, ecco, ci sta. Cercatelo sui social, Luigi Zimmiti, fa parte degli artisti indipendenti, quelli che non vengono trasmessi sulle altre radio importanti perché semplicemente non hanno tirato fuori soldi, non hanno pagato, perché sono gli artisti quelli che si guadagnano da vivere e non hanno certamente soldi per pagare le radio per essere trasmessi. Si basano sulle conoscenze, su chi li va a sentire, su chi magari li trova sui social. E infatti Luigi Zemmiti è molto presente ad esempio su Instagram. Il buon mattino da Sammy Varino, certo, siamo in diretta nazionale sulla Radio DAB, siamo in diretta su tutti i social, ma siamo in onda anche sull'applicazione di Radio Libertà. Mi raccomando, se verrete a trovarci il 21 di settembre a Pontida, al grande evento nazionale della Lega, passate a salutarci allo stand di Radio Libertà. Se vi portate, e guarda caso non lo portate, il telefonino, ve la scarico io l'applicazione di Radio Libertà, così in qualunque momento del giorno o della notte schiacciate sull'icona e vi parte la nostra radio e anche la nostra televisione, perché con questa applicazione è possibile guardare anche Tele Libertà. Buongiorno a chi ci ascolta sui social. Sì, come al solito ogni tanto sparisce tutto, ma è normale quando diciamo cose che danno fastidio. Lega Salvini Premier, normalmente più difficile da bloccare perché sono oltre 1 milione di follower e gli rompiamo le palle. La pagina Facebook di Radio Libertà ad esempio è perennemente oscurata, la dovete cercare voi, non vi appare la notifica che siamo in diretta. La stessa cosa la pagina, il canale YouTube di Radio Libertà. Diciamo che diamo fastidio, ma è da un po' di anni che è così. Noi andiamo avanti ugualmente a dire quello che molti non possono dire. Hanno provato a spegnere la sua voce. È vero, e noi continueremo. Luca, noi continueremo a parlare. La nostra radio si chiama Radio Libertà. Non è che si chiama Radio Verità, non pensiamo di avere in tasca la verità, pensiamo di essere ancora liberi, nonostante certamente il clima e tutto quanto, pensiamo di poter dire quello che vogliamo e quello che volete. Perché il bello è proprio questo, che voi in questo momento potete scriverci al 340 6709 659 un messaggio e io ve lo leggo. E certo, alle 9 apriremo le linee, potrete chiamare il numero fisso 0292947222 e dire quello che volete su qualunque argomento. Capito? Hanno provato a spegnere la sua voce. Io continuerò a parlare anche per lui. Sono tanti messaggi di questo tenore che stanno arrivando. I soldati servono in Italia contro i delinquenti che spadroneggiano nelle nostre città. Ci scrive l'Antonia. Non vi sento più, si sente Radio Tex, come mai? Non ho capito dove, ma penso che intendi sul canale televisivo. Sì, per il momento l'abbiamo dovuto abbandonare, Antonia. No, non sei Antonia, non ti sei firmata. Marisa, sei Marisa. Abbiamo dovuto abbandonare il canale 252, ma ci torniamo, certo. Ci saranno novità nei prossimi mesi. Per il momento è la cosa più semplice da fare, secondo me, è procurarvi una radio DAB, ormai costa poche decine di euro. Andate in un negozio di elettrodomestici, chiedete la radio, una semplice radio ricevitore, che oltre ad avere l'FM e la M adesso
già incorporato anche la banda DAB, che è sempre una banda di ricezione, onde elettromagnetiche, quelle cose lì, ma è la banda più recente, dove siamo in onda ormai da decine di anni. Siamo stati tra i primi a trasmettere sulla banda DAB, il segnale è migliore, la qualità è ottima e insomma per spendere 10-20 euro comprarsi la radio DAB è soltanto entrare nel mondo più recente, perché oltre al DAB c'è anche internet in queste radio nuove ed è un'esperienza anche ogni tanto mettere un piedino avanti. Mattarella dice che siamo in una situazione analoga a quella del 1914, né io né lui abbiamo vissuto quel periodo, ma io studente e lavoratore alla Cattolica posso dire che siamo pari a un nuovo 68. Tutte le scuse sono buone per menare gli altri. Ucraina, Gaza, cultura woke e compagnia bella. Adriano da Milano, 86 anni. Bravo Adriano, effettivamente la sensazione è quella. E proprio per questo che penso sia importante una radio come la nostra, una radio che nonostante tutto ancora dice cose. Il Fatto Quotidiano, vai con la marchetta di governo, vai, Marche, la marchetta di governo da 40 milioni, strade e ospedali per spingere Acquaroli, ma vedi un po', il 23 settembre si riunisce il CIPES che deciderà lo sblocco dei fondi, ma guarda un po', ma anche per il ponte sullo stretto, marchetta anche sul ponte dello stretto. Santa polenta, appena 5 giorni dopo si apriranno le urne in regione, mercoledì la Premier e i leader della maggioranza saranno in comizio ad Ancona, ma guarda, cioè c'è un governo di centrodestra, le Marche vanno al voto e c'è un candidato di centrodestra, non bisogna fare il tifo per il centrodestra, no, gli danno i soldi per strade e ospedali, ma guarda un po', cosa facciamo? Li diamo soltanto alle regioni dove c'è il centrodestra che sta vincendo? Fatto Quotidiano, dai, vogliamo polemizzare su cosa? Andiamo al centro pagina, l'Unione Europea in assetto di guerra senza la verità sui droni. Bellicisti. 40.000 soldati polacchi al confine e volenterosi scatenati. L'Europa offre caccia, buono caccia, vuoi comprare? Buono, compra, costo poco, non pago oggi, pago domani. E l'Italia sfodera il suo supermissile Leonardo, ce l'ho qui Leonardo, alla fiera di armi a Londra, Leonardo. Bene, anzi male, quando si parla di missili non sono per niente contento, ma sappiate, il Fatto Quotidiano ne ha anche per il ponte sullo stretto, altri costi occulti, i costi occulti, memoria nella Corte dei Conti, bene, abbiamo anche i costi occulti. Chiaro che uno se deve dar retta a tutte queste cose, cioè, dove pensate di andare oggi? Ma passate la giornata a leggere il Fatto Quotidiano. Ci sentiamo questa sera. Su che quotidiano andiamo? Manca il tempo? Ok, mi piace che ho sempre qua la vocina, no? Abbiamo, sai che c'è l'angioletto e il diavoletto. Cioè, dai, leggi il tempo, leggi solo il tempo oggi. E invece l'angioletto dice no, leggi anche la stampa, manca pure quello, va bene. La rete del terrore dietro flotilla, jihadisti, fratelli musulmani e Hamas, altro che missione umanitaria per Gaza. Ecco l'identikit dei pericolosi criminali che hanno ideato e realizzato il progetto. Sanchez, il bombarolo, è quel modello che piace tanto a Ellie. Intervista al senatore Terzi, ma quale aiuti? Dal 2010 le navi ONG creano solo tensioni. Verità scomode, giornalista cacciata dalla nave Flotilla. Queste le segnalazioni in prima pagina sul quotidiano Il Tempo che battaglia niente male, ma c'è anche lo scontro in aula. Tajani prezzolato, Maiorino lo insulta e il leader di Forza Italia sbocca, inaccettabile. Il nodo migranti, Meloni, sbarchi sotto controllo, così combattiamo la mafia del mare. E naturalmente l'assassinio dell'influencer, vergogna Europa, nega il minuto di silenzio per Kirk e la destra insorge.
Le analisi, Annalisa Chirico scrive un uomo libero troppo per questi tempi bui. Andrea Ruggeri, il vero fascismo è nell'armadio del woke. Di spalla il commento del quello che è il direttore del quotidiano Il Tempo, Tommaso Cerno. L'hanno ammazzato per ciò che diceva. Mentre parlava in una università a una platea di diversa opinione. Per me è Martin Luther Kirk. E sono certo che l'originale sarebbe d'accordo con me. Nella guerra civile delle idee, dove la sinistra verga sui proiettili parole come antifascismo e transgender, indirizzandole con un colpo di fucile sulla giugulare della destra, che non la pensa come lei, qualunque cosa dicesse, tra l'altro trovandomi spesso d'accordo, Charles Kirk è il martire di chi vuole soffocare la libertà di espressione imprigionandola dentro teorie woke e primati morali. Peggio di quel colpo di precisione c'è solo il distinguo che ho sentito fare a sinistra, quel sì ma che risuona come il colpo mortale contro il giovane influencer guru di MAGA e di Trump. A infierire sul cadavere anche i propale estremisti che in Italia hanno perfino attaccato e associato il Tempo, il quotidiano Il Tempo, alla vittima di quell'efferato omicidio di natura terroristica. Come terroristi sono, e lo mostriamo nell'inchiesta di oggi, molti personaggi del mondo islamico estremo legati alla flotilla che veleggia verso Gaza senza curarsene. E direi che è il caso in questi giorni di acquistare il quotidiano Il Tempo per avere un'altra narrazione di questa flotilla, che viene incensata persino da Paroline. No, il Papa non ancora, certo, ma che dietro ha qualche fantasma. Infatti, te l'ho detto, mi sembrava strano che inneggiassero a Free Palestine e non dicessero nulla su Hamas. Hamas fuori di Bal non lo dicono. E infatti oggi Il Tempo parla di questa rete del terrore che ci sarebbe dietro flotilla. 1,20 € Il Tempo, eh? Non è facilissimo trovarlo, magari nelle regioni dell'estremo nord, però è il caso almeno di cercarlo. Dove andiamo? Dove... Oh, mamma mia, mi è apparso di nuovo Vendola. Ragazzi, quando il giornalista comincia ad avere apparizioni, va male, va male. Sì, c'è Vendola su Repubblica. Vi prometto che ci ritorno su Repubblica, anche perché poi si parla di Lega, Fratelli d'Italia, le sue mire sulla Lombardia. C'è l'intervista ad Acquaroli, cioè capisci come sono democratici quelli di Repubblica. Bene, sì, ci ritorno. Intanto c'è La Stampa, minimo. La Polonia in trincea, 40.000 soldati ai confini. Blindati i fronti russi e bielorussi, intervenga il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Macron invia i caccia a protezione di Varsavia. Tajani, va aumentata la pressione sul Cremlino. Kirk caccia il killer, c'è una sua foto, l'FBI sul fucile, slogan transgender, ma in centropagina c'è condannato e indesiderato. Chi sono questi due? Quello condannato è Bolsonaro. Tentato golpe. A Bolsonaro 27 anni di carcere. Quello indesiderato è Djokovic che lascia la Serbia e va in Grecia. Djokovic ha lasciato Belgrado per la Grecia. L'ex presidente del Brasile Bolsonaro è stato condannato per tentato golpe. Dove vado? Oh, no, vado dentro subito. Vado dentro subito sulla Stampa. Sì, no, non dite no, non dite no. Perché? Perché c'è l'intervista a Angeles Alvarez, è una femminista che dice no all'utero in affitto. È una cosa che vado subito dentro. Ci sono 3 notizie, certo, ma dopo ci torniamo. Fammi andare a pagina 18 del quotidiano La Stampa. Angeles Alvarez, no all'utero in affitto, siamo femministe di sinistra, basta sfruttare le donne. Ah, ma non siamo in Italia però.
Dai, l'avete capito, no? L'ex deputata socialista, voce di Alianza contro il Borrado de las Mujeres, la maternità surrogata è una pratica di mercificazione del corpo, capito? Melania Petriello intervista questa attivista, ma siamo a Madrid, mica Gorgonzola, a Madrid. Silenziose, mai zitte, sono tornate in piazza, abito lungo rosso, cuffia bianca in testa come nel romanzo Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood. Siamo a Madrid, ma la loro immagine ha fatto il giro del mondo. Le femministe e militanti spagnole tornano in protesta per dire no alla pratica della gestazione per altri, che chiamano solo utero in affitto, proprio come lo chiamiamo noi. Donne, e tutte di sinistra, che sfidano la politica e l'opinione pubblica con posizioni integraliste, inequivocabili e con parole definite come tratta di esseri umani. Alvarez, ex deputata socialista, attivista e rappresentante di Alianza contro il Borrado de las Mujeres, il movimento che rivendica il principio essere donna non è un sentimento, che ha organizzato la manifestazione, parla per la prima volta di questo alla stampa italiana. Tutta da leggere, c'è un intero paginone a pagina 18 del quotidiano La Stampa. Non esiste alcun diritto ad avere un figlio. Avere un figlio è un desiderio. L'orientamento sessuale di una persona è irrilevante. I bambini non si comprano né si regalano. Non esiste generosità in un evento come questo. I bambini non sono un dono, signori. Smonta tutta la teoria di una certa sinistra questa intervista, ma purtroppo non siamo in Italia e si sa, in Spagna si ragiona in modo un po' diverso rispetto a noi. Bene, chiaramente dipende da come le pensate le cose, e allora per festeggiare questo pensiero qualcuno di voi sta già facendo il collegamento, dici questo adesso va su Repubblica, certo, l'intervista a Nichi Vendola. Ho fatto politica componendo poesie, in Puglia darò una mano. Io lo amo Nichi Vendola, se non fosse chiaramente che ha voluto assolutamente figli, e ci chiediamo ancora adesso come abbia fatto a farli, però tanto rispetto, qui abbiamo rispetto per queste persone, bisogna avere rispetto. Sto scherzando, rispetto davvero, ma no, io dico una cosa, la gente si mette a ridere, dovete stare seri, rispetto per chi ha altri gusti sessuali e decide di volere dei figli e riesce a farli in qualche modo. Vi leggo qualche riga. Oggi a pagina 16 di Repubblica è tornato Nichi Vendola. In giro per le feste di partito, kermesse culturali, apparizioni TV. A 67 anni Nichi Vendola sta vivendo una nuova stagione militante, al centro di una contesa con Antonio De Caro, candidato governatore della Puglia, che lo voleva fuori dalla corsa. Dopo 10 anni di lontananza dall'agone politico ha deciso di rimettersi in gioco. Cosa l'ha spinta? Sicuramente non mi sono mai sentito fuori gioco, si può far politica anche lontano dai talk, dalle istituzioni. Io l'ho fatta scrivendo 2 libri di poesia e traslocando dai palchi al palcoscenico, portando in scena un esperimento di teatro di parole. Perché ricomincia da consigliere semplice in una regione che ha guidato come presidente? Gli chiede Repubblica. C'è un pezzo di Puglia, la mia terra, che mi ha chiesto di tornare in pista, di dare una mano, e c'è il progetto di Alleanza Verdi Sinistra che considero prezioso per il futuro del centro-sinistra. Come ha vissuto il veto di De Caro, che la considera ingombrante? Conosco il talento, la tenacia, l'operosità di De Caro, e lui conosce il mio stile di lavoro, la mia generosità. Le incomprensioni fanno parte della vita, oltre che della politica. Credo che siamo capaci entrambi di voltar pagina. Poi va avanti l'intervista, certamente, però scusate, mi è venuto un po' di mal di pancia. No, ma non si parla assolutamente, no, a un certo punto sì, a un certo punto si parla di paternità. Lei è diventato padre a 58 anni. Cosa le ha insegnato la paternità? Come ha fatto ad avere il figlio non si dice. La bellezza del gioco, del reciproco apprendimento, l'emozione di un amore assoluto. È un poeta Vendola e noi lo sappiamo. Ah no, arriva. Tobia è nato da una madre surrogata. Lo ha spiegato a suo figlio?
Cosa pensa della legge che ha configurato questa pratica come reato universale? Mio figlio ha 9 anni, è consapevole del suo percorso di nascita, è un bambino sereno e felice ed è molto orgoglioso della sua famiglia. Se cercava un reato universale, Meloni poteva trovarlo affacciandosi sul Mediterraneo, vedere i lager libici o denunciare il genocidio del popolo palestinese. Ok? Qua mi fermo, vi basta? Basta e anche avanza, ma chiarissimo, rimane un grandissimo Nichi Vendola oggi a pagina 16 del quotidiano Repubblica, che per par condicio intervista anche Acquaroli, che dichiara: le Marche sono il nostro Ohio, sento la pressione su di me. Francesco Acquaroli è il governatore uscente delle Marche, la prima delle 7 regioni al voto, c'è anche la Val d'Aosta, un test che potrebbe a caduta influenzare anche gli altri risultati, soprattutto se Fratelli d'Italia perdesse il governatore ad Ancona, potrebbe rivalersi in Veneto scippando la candidatura alla Lega. Cioè, capite che uno fa tutto un concetto strano e poi dice: oh cazzo, ci manca solo questo. Infatti nella stessa pagina 17 di Repubblica c'è: mire Fratelli d'Italia sulla Lombardia, muro Lega. I salviniani: nessuno scambio con il Veneto, entrambe le regioni del nord devono restare a noi. E la Lombardia, scrive Lorenzo Di Cicco, l'ultimo incaglio a destra. Le trattative sulle regionali d'autunno sono ancora in alto mare. Fratelli d'Italia sembra rassegnata a lasciare il Veneto alla Lega, in pole c'è Alberto Stefani, ma chiede compensazioni al nord. Da segnalare che oggi arriva a Milano Arianna Meloni, la sorella d'Italia parteciperà alla convention meneghina di Carlo Fidanza, è il nome su cui un pezzo di Fratelli d'Italia punta forte come successore di Attilio Fontana. Arianna Meloni? Ah, ma lei si intende di Milano, di Lombardia? Ah, ok. No, vabbè. Mi fermo qua, certo, ricordando però, lo ricordo, che c'è Romeo che dice: noi vogliamo mantenere le regioni che governiamo, devono restare alla Lega. Il partito lombardo è in fibrillazione, lo ricorda, è un po' che non nominiamo Vannacci in questi giorni, e la Lega si riunisce in Valtellina con i ministri e rilancerà l'idea di stipendi differenziati nel pubblico impiego per adeguarli al costo della vita. Fantastico, vecchia battaglia lombarda, ragazzi, quasi ci siamo arrivati, ma lo facciamo capire anche agli altri che c'è un costo diverso della vita tra nord a sud, Ci sarà anche una carta del nord. La risposta: Roberto Vannacci, che intanto insiste, la vannacizzazione della Lega continuerà. Oh, questo lo scrive Repubblica, la carta del nord è una risposta a Roberto Vannacci che invece è terrone. Ma per piacere, ma per favore, Toscana e ancora Padania, Vabbè, portate pazienza, sono quelli di Repubblica. Sulla Lombardia, Salvini non può cedere, non alla vigilia di Pontida, in programma il 21 settembre. Il vice premier però ha fretta di chiudere sul Veneto per portare proprio sul Pratone il suo candidato governatore, e aggiungo io non soltanto, anche l'autonomia. Gli alleati invece schiacciano sul freno, va bene. Chiaramente questo è un paginone importante, pagina 17 di Repubblica, perché da una parte si parla di Lega e di una regione importantissima come la Lombardia, e poi c'è l'intervista ad Acquaroli, che è il candidato del centrodestra nelle Marche, governatore uscente, e che chiaramente è molto ottimista, anche se Repubblica non pubblica il sondaggio che c'è invece sul Corriere e che poi vi ricorderò. Un paginone bello a pagina 29 per l'amico Baby Gang, il trapper con la pistola, è pericoloso, è un virgolettato, non lo scrive mica Repubblica, loro non so se sono d'accordo, e torna in carcere, di nuovo arrestato, trovato con un'arma in hotel dopo un concerto, la PM era sorvegliato speciale ma disprezza l'autorità, ok? E guarda che bello, guarda che figo con quel famoso spara
che poi si è scoperto era vero. 3 pistole clandestine, i clandestini sono sempre lì. Lui che è un figlio del barcone, che ha guadagnato qualcosina nel frattempo, ma era povero quando era piccolo piccolo. Se volete scoprire qualcosa di più, perché lui è assolutamente padano, vive in Brianza, ragazzi miei, quest'oggi paginone su Repubblica e non soltanto su Baby Gang, armato nel video Bentley girato insieme a Simba Larù, altro stinco di santo. Chiaro che dovete guardarvi questo video, anche se rompe un po' le balle, aumentargli le visualizzazioni, ma per cultura, anche perché, signori, è guardatissimo dai vostri figli. Magari non ve lo dicono, ma vedere questi con le armi in mano che fanno i fighi, con la catena al collo, eccetera, rubata magari a vostro figlio, certamente è una roba da tirarsela. Sì, mi fermo, sono in ritardo, c'è la pausa, tra poco la musica indipendente. Questo è un pezzone, Olivia Dean con May I Need. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica è in progressivo aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata da segnalare solo qualche residuo fenomeno a carattere irregolare che interesserà il nord-est, specie il Triveneto. Per il resto tanto sole, con qualche nube sparsa sul resto del nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio poi la tendenza sarà di un generale miglioramento anche sulle regioni nord-orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora, andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete i prodotti alla bava di lumaca, compreso gastro free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su bronco free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo.
perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alto i cuori, avanti tutta, Maimula, Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Talk to me, talk to me. Talk to me, talk to me. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossa Nova on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come slide right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you are. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me. Talk to me, talk to me, talk to me. Be the man that I need, baby. Talk to me, be the man that I need. Talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man. I'd like to think you feel the same way, but I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give. I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me. Talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man that I need. Talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man. Certo, musica di gran classe, anche se non siamo a Radio Monte Carlo e non so se questa canzone la passano. Lei è Olivia Dean con Man I Need. Il suo soul ha conquistato l'Inghilterra e pare addirittura a Elton John. Padre inglese, madre giamaicana guyanese. A fine mese esce l'album della consacrazione. A maggio dell'anno prossimo sarà in Italia. Olivia Dean, scritto Dean, molto elegante. La trovate facilmente su YouTube, anche da guardare oltre che da ascoltare. Il buongiorno da Sammy Varin, Radio Libertà. Grazie per aver scelto la nostra controinformazione, coraggiosa certamente, e noi continuiamo a parlare e anche voi lo potete fare se mi inviate un WhatsApp al 340 6709 659. Tra poco leggo i vostri messaggi. Prima però ce n'era uno che mi chiedeva dello spiedo padano, ed eccola qua la foto che fa impazzire Simone, 1, 2, 3, 4, la foto di Sammy Varin. Sono qui che vi guardo dicendo allora
Allora, quale gadget comprate? Questa domenica 14 settembre a mezzogiorno io sono allo Spiedo Padano al ristorante Birreria La Loggia di Rovato in provincia di Brescia. È chiaro, siamo lì col banchetto di Radio Libertà con i nostri nuovi gadget in anteprima per chi verrà questa domenica a pranzo al ristorante Birreria La Loggia di Rovato Brescia. Cosa si mangia? Lo spiedo bresciano, che se non avete mai provato è da provare. Carne alla griglia, ma che griglia e che carne! Prenotate, siete ancora in tempo, 25 euro a persona, ma se avete figli non pagano, bambini gratis. Chiamate al volo che c'è ancora magari qualche posto. 338 87 00 817, questo è il numero di Rita, 338 87 00 817. Chiama e sta chiamando anche Simone, ma fai bene assolutamente, anche perché ci sono belle tavolate di leghisti del bresciano e non soltanto, ma soprattutto ci saranno politici molto importanti, quelli locali e quelli a livello nazionale. Questa domenica 14 settembre si mangia insieme a mezzogiorno a Rovato in provincia di Brescia, ristorante Birreria La Loggia, via Salvella 18, con lo staff di Radio Libertà, che chiaramente poi tornerà in battaglia la domenica successiva, il 21 di settembre. Saremo sul Sacro Pratone di Pontida e lì vi aspetto, signori. Passatemi a trovare appena arrivate, subito cercate lo stand di Radio Libertà, vi portate a casa uno dei nostri ricordini, uno dei nostri gadget introvabili, e ne abbiamo di nuovi che sono fantastici. Più tardi ve li mostro. A proposito di mostro, non ne parlano oggi i giornali, hanno già finito di parlarne. In Sardegna i sardi si stanno arrabbiando per i pannelli fotovoltaici che spuntano ovunque, per le pale che stanno girando troppo e ne stanno costruendo, ne vogliono costruire moltissimi. Pare che l'approvvigionamento energetico per l'Italia debba arrivare tutto dalla Sardegna, dalla bellissima Sardegna. Bene, anzi male, questa mattina alle 11:30 intervisto un gruppo che si chiamano Adelchi and Jazz. Adelchi e con la E commerciale, Jazz con la J. Cantano la Sardegna, anche in sardo se volete, ma soprattutto nel pezzo che porteremo a vostra conoscenza quest'oggi, che tradotto vuol dire andate via, gridano la protesta in dialetto gallurese contro l'invasione e la devastazione del territorio sardo in nome del falso green. E io aggiungo anche magari su altre questioni, i sardi sono un pochino arrabbiati con gli italiani, ok? Ne parliamo alle 11:30, se siete interessati puntatevi la sveglia alle 11:30 su queste frequenze, poi vedremo anche di replicare perché mi sa che l'intervista sarà interessante. WhatsApp, fatemi leggere un po' dei vostri messaggi, grazie che mi state inviando al 340 6709 659. Occhio Sammy che se prenota anche il siero padano, la zingara con 11 figli, la druncola sono cazzi. Non ho capito bene, ma c'è anche il messaggio audio sul cursore, sentiamo che cosa dice questo. Sammy, sono Walter. Quella. Ricky o Vicky, vabbè, Vendola, gay, generoso. Allora fatemi sapere dov'è, che io come minimo gli sto a 1 metro di distanza, perché da un gay generoso, essendo io etero, è meglio stare alla larga. Ma fa lo spiritoso, ci mancherebbe altro, te l'ho detto, io lo amo Nicky Vendola. Sammy, mi dai qualche dato sui sondaggi elettorali? Non se ne parla più, è vero, sì, si parla troppo di altro, no? È vero. Ci ho messo un bel po' di tempo a capire che il Veneto è leghista. Tajani De Coccio, provate in Lombardia o a Milano nel segno di Berlusconi, ce la fate? Sveglia. Non ho capito bene dove vuoi arrivare, comunque sì, ci hai messo un po' di tempo a capire che il Veneto è leghista perché probabilmente leggi soltanto giornali
comunisti. Chi vive in Veneto capisce che c'è un'altra vita in Veneto. Buongiorno Sammy, ma chi paga il carburante e le navi a queste ONG? Chiaro che ormai il green è passato di moda, in questo momento c'è solo Free Palestine. Buongiorno Sammy, oggi i nostri salvatori Stati Uniti e Israele, quanta gente ammazzeranno? Scrive Fabio da Roncadelle. Questo è il vostro umore, io giustamente lo rispetto. Fate il vostro raduno a Roma che con Pontida non c'entrate nulla. Questi sono i nostri amici che si fanno le leghe, ma a me fa piacere che ascoltando la voce di Sammy Varin vi facciate le leghe. È sempre stata di moda questa cosa di farsi le leghe e giustamente un piede nel passato e inventiamoci un patto. Cosa facciamo? Una rivoluzione nord, chiamala come vuoi, con naturalmente un abbraccio a questi personaggi a cui voglio bene, perché ci sono dentro grandi ex della Lega che non hanno più avuto la cadrega e che si sono arrabbiati. Lo so, capita a volte che la coperta sia corta e se non mettono proprio te in prima posizione e non vieni eletto, sta capitando anche in questi giorni, ti arrabbi e dici le cose brutte verso chi ti ha dato da mangiare non per anni, ma per decenni. E su certi scranni si mangia molto bene. C'è anche un messaggio audio sul cursore che dice: buongiorno. Buongiorno. Io faccio una proposta. Per questi ragazzi o le persone di fede islamica o di cultura islamica, applichiamo la loro legge. Disprezzano la nostra cultura, la nostra convenzione sociale e applichiamo la loro legge. Rubi, ti taglio una mano, violenti, ti impicco. Molto semplice e loro sarebbero contenti e forse noi ancora di più. Ciao, buona giornata. Certo non saremo contenti, ma anche soltanto parlarne magari farebbe un po' più di paura a questi signori. È Tajani! Ah, Silvia non l'avevo capito, è Tajani che ci ha messo tanto a capire il Veneto, non io. Ascoltatore, non ti fai capire, io già capisco poco, così capisco ancora meno. Sto leggendo i vostri messaggi al 34067 09 659. Fatemi vedere che ce n'era uno. Questo è Matteo che non ha capito bene chi è Simba la Rus, è il figlio del re leone zingaro e comunque trovo sbagliato lo stipendio commisurato al costo della vita e non invece alla produttività o al feedback dei cittadini, perché lo stipendio non è un'elemosina ma è frutto del proprio lavoro. Qualcuno nel privato ci ha provato, nel pubblico è un po' più difficile premiare chi lavora bene, anche perché molte volte tu lavori bene ma c'è qualcuno di fianco che lavora male e che vanifica il tuo lavoro bene, per cui ti viene voglia di lavorare male anche tu. Mi raccomando, non fatelo. Dove vado? Il Parlamento europeo si deve vergognare per aver negato il minuto di silenzio per l'attivista Kirk, ci scrive Clara. E allora eccolo qua, signore e signori, su Repubblica, pagina 7, l'Unione Europea apre al riconoscimento, i gruppi italiani si spaccano, quindi niente Kirk, ma non ne parla neanche Repubblica. Nel voto all'Europarlamento la risoluzione di condanna al governo israeliano, sì di PD e Forza Italia, no di Lega e 5 Stelle, Fratelli d'Italia sceglie di astenersi. Nel testo approvato critiche al governo israeliano e al blocco degli aiuti a Gaza, la richiesta di ripristinare mandato e fondi all'Agenzia ONU per il soccorso dei palestinesi, la possibilità di riconoscere lo Stato di Palestina. PD e Forza Italia hanno votato a favore, Lega 5 Stelle contro, Fratelli d'Italia si è astenuto, AVS si è divisa al proprio interno. La mozione è passata con 305 sì, 151 no, 122 astensioni. Non viene detto un bel corno, sto guardando, sul minuto di silenzio negato per ricordare Kirk. Comunque ci sono i filmati. Tajani, valutiamo le sanzioni di Ursula, lite in aula con i 5 Stelle, Schlein, governo ipocrita, Maiorino al ministro si comporta come un influencer prezzolato, la replica sull'onestà. Non mi possono attaccare. Così
il quotidiano Repubblica, che come ho già detto poi riporta un'incredibile intervista a Nichi Vendola, le mire di Fratelli d'Italia sulla Lombardia, il muro della Lega, e una bella intervista ad Acquaroli, nonché naturalmente Baby Gang. Qualcuno voleva i sondaggi? Sì, perché per Repubblica non sono pervenuti. Quello del Corriere è carino proprio perché dice Marche, la sfida. Acquaroli 50,1%, Ricci 44,8%, ma in generale avete sentito tutto il centrodestra sta salendo, a scendere è la sinistra. Vado a pagina 3 del Corriere. Ma ci vado, i consigli a Donald Jr., l'amicizia con Eric per il clan dei Trump. Kirk era di famiglia, aveva dato al tycoon le chiavi del mondo giovanile e dei social. Ragazzi, parlare, avere il coraggio di parlare, e soprattutto gli altri ti devono lasciar parlare. L'esatto contrario che voleva fare una certa sinistra, ve la ricordate, con la legge Zan? Voleva impedire di parlare a chi non la pensa in un certo modo, a chi semplicemente dice non sono d'accordo con chi si fa i figli facendo un cocktail di spermatozoi o facendo mettere incinta una donna pagandola per poi strappargli i figli. Dire non sono d'accordo è un reato, è criminale per la sinistra. Non è passata quella legge, ma ragazzi, pare che ci sia qualcuno che insomma è stato, non dico felice, ma ha sorriso quando si è saputo dell'uccisione in America di Kirk. Intanto però, no, io vi porto da un'altra parte, perché lo sapete, non seguo le notizie di cui tutti parlano, certo ve le cito, ma non voglio assolutamente che questa rassegna stampa, che non è una rassegna stampa, vi possa annoiare. E allora è uscito il libro di Kamala Harris. Ma mi piace quando tutti si girano verso di me. Ho fatto per attirare la vostra attenzione, perché Kamala Harris in questo libro, che non vi aspettate, dice da incoscienti far correre Joe Biden. Lo dice adesso, è un po' in ritardo, doveva scrivere il libro. Lasciare la decisione a Joe Biden e alla moglie Jill si è rivelato un atto di incoscienza. Per la prima volta Kamala Harris critica apertamente la scelta di Joe Biden di ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024. Lo fa nel libro 107 giorni, tanti quanti furono quelli della sua campagna presidenziale, che uscirà il 23 di settembre. Hai capito? Ci ha messo un po', ma l'ha capito anche lei. Giro pagina, signori, e sul Corriere si parla di America, ma naturalmente anche dell'escalation della violenza politica. Massimo Gaggi ci ricorda l'attentato, è ad esempio anche quello che hanno fatto i sostenitori di Trump, che hanno irrotto nel Campidoglio, sede del Congresso USA, ma non mi pare avessero ammazzato qualcuno. 23 ottobre il marito di Nancy Pelosi, presidente democratico della Camera, è aggredito in casa a San Francisco, e lo sparo a Donald Trump. Il paese e l'escalation della violenza politica. Dall'assalto al Campidoglio gli episodi si sono moltiplicati. Il caso della democratica Orman uccisa con il marito. Nel solo 2024 le denunce di minacce sono state 9.625. Giro la pagina, altro argomento che vi metto sul tavolo, ma da trattare velocemente perché ho altre cose. Varsavia, altri 40.000 uomini al confine. Rinforzata la presenza militare lungo la frontiera con la Bielorussia e Kaliningrad. Starmer, Macron e Merz invieranno aerei di rinforzo. Zelensky, l'attacco ricorda l'annessione della Crimea. Il monito di Parolin, che poi benedice anche le navi della flotilla. Giro ancora, nel villaggio colpito dai russi, il peggio deve ancora venire, Putin vuole prendersi tutto. Si parla chiaramente del dittatore che sta sfidando noi europei, restiamo uniti. Ma ad attirare la mia attenzione, siamo sempre sul Corriere, a pagina 9, è quello che hanno trovato a Parigi. Trovate 9 teste di maiale davanti alle moschee.
Sapete che per i musulmani il maiale è un animale, ok? È più o meno come il cane per qualcuno di questi. La pista della provocazione filorussa, cioè sono stati i russi. Gli indizi su un gruppo di uomini con auto serba e cellulare croato, signori, la procura di Parigi privilegia la pista dell'ingerenza russa con la volontà manifesta di provocare problemi in seno alla nazione francese per queste 9 teste di maiale mozzate, alcune con la scritta Macron dipinta con la vernice blu, ritrovate martedì mattina davanti a 9 moschee nella regione parigina. Non è un'insofferenza di qualcuno verso ormai l'Islam che comanda e paga in molte zone della Francia, ma sono stati i russi. Va bene, questo non lo sapevate, vedi? Lo so, io ricerco quello che voi volete, io vi conosco perfettamente, ascoltatori, vi do quello che volete. Vi do anche l'intervista a Guido Crosetto. Non la volevate? Perché? 13, pagina 13 del Corriere, la guerra ibrida c'è già, bisogna reagire e colpire, altrimenti si soccombe. Il Rai di Mosca? Un test. Il ministro Crosetto dice l'aumento delle spese per la difesa è una necessità. Paginone con Paola Di Caro, pagina 13 del quotidiano Il Corriere, con l'intervista a Guido Crosetto. Avvierò una riflessione nel governo e poi in Parlamento. Servono cornici normative per colpire con le stesse modalità chi attacca. Giro la pagina e si parla anche dell'Unione Europea che vota sulla Palestina, ma siamo sul Corriere. Italiani divisi, Strasburgo vara il testo che chiede di riconoscere lo Stato, sì di PD e Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega contrari, Fratelli d'Italia si astiene. Tajani e lo scontro con i 5 Stelle, influencer prezzolato di Israele, no a un linguaggio di odio, e Meloni contro un post su Kirk: non ci facciamo intimidire, tranquilli, anche noi non ci facciamo intimidire. Ed eccolo qua il post con Kirk a testa in giù. I movimenti studenteschi Osa e Cambiare Rotta hanno pubblicato un post con la foto a testa in giù di Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso negli USA, accompagnato dalla scritta -1, cioè che ne hanno fatto fuori un altro, e a buon intenditor poche parole. È chiaro, signori, che da queste cose capisci anche l'importanza di una radio come la nostra, che si chiama ancora incredibilmente Radio Libertà. Ancora sul Corriere per un minuto, non di più. Regionali, la Lega fa muro sul nord, prende quota il prefetto di Napoli. Di Bari avrebbe già chiesto l'aspettativa per candidarsi con il centrodestra in Campania. È una novità, pagina 18 del quotidiano Il Corriere, che mette anche di spalla però l'abbraccio con Salvini e la gaffe De Luca Show. Abbracci, baci e un obiettivo comune. Roberto Fico, indigesto al governatore, avversario, anche se ex alleato del ministro. Il caloroso saluto viene immortalato da una foto all'avvio dei lavori della diga di Campolattaro nel Beneventano. Protagonisti Vincenzo De Luca e Matteo Salvini, gemelli diversi, si punzecchiano ma come vecchi amici che stanno su 2 differenti barricate, accomunati però da 2 battaglie, per cominciare quella sul terzo mandato, da sempre una bandiera leghista e deluchiana stoppata dalla Corte Costituzionale. Ma come dice Salvini, ho trovato un De Luca autonomista, mi auguro che alle parole seguano i fatti, spero che non sia autonomista a mezzogiorno e centralista alle 2 del pomeriggio. E il governatore di rimando: al massimo è Salvini che è allineato a me, detto nel giorno in cui si è tenuto un vertice di maggioranza proprio per dare nuovo impulso al piano Calderoli, che De Luca, c'è da dire, aveva prima sposato e poi criticato. Ma ormai è piena campagna elettorale. Il ministro, in assenza di un candidato di centrodestra, tenta di mettere in difficoltà il campo largo. Quello che ha detto oggi De Luca è l'esatto contrario di quello che vuole fare Fico. Il presidente uscente continua a non nominarlo, ma ironizza: vi consiglio di fermarvi nei pressi di una villetta qui vicino al cantiere, dove c'è un albero di fico
con tante bucce a terra, dove ho fatto una sosta culturale, ho fatto una mangiata di fichi, fatelo anche voi. PS, talvolta la battuta a ogni costo diventa gaffe e ieri De Luca è cascato su una buccia d'artista. Nel presentare un'opera di Anish Kapoor a Napoli ha detto: siamo grati per aver arricchito la nostra città di un altro segno di arte, come dice questa bellissima ragazza che non è solo una brava traduttrice, ma è la figlia di Kapoor. Peccato fosse la compagna. Buon gustaio sicuramente. Schlein vede Tridico, sostegno convinto, ok? Bene, 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 ma ci può bastare quello che c'è scritto oggi sul Corriere? Direi di sì, se chiaramente fate finta di nulla, perché c'è il sondaggione di Pagnoncelli, pagina 19, signori, Marche, favorito il centrodestra, Acquaroli al 50,1, Ricci al 44, Ricci al 44,8, tra i partiti Fratelli d'Italia batte il PD. Il sondaggio sulla sfida di fine mese, Forza Italia sopra la Lega, AVS davanti al Movimento 5 Stelle. Paginone con i sondaggi di Nando Pagnoncelli oggi sul Corriere, che naturalmente ha una pagina anche per Baby Gang, la sua vita raccontata perfettamente, parla delle pistole nascoste a casa in hotel, Baby Gang di nuovo in arresto, ma soprattutto da bimbo non aveva scarpe, è diventato poi l'idolo dei figli della borghesia. Ecco, sul Corriere oggi la vita da gangster di Zaccaria, detto anche Baby Gang, solo un riquadro picciu picciu per lo stupro di San Zenone al Lambro. Il fermato era ospite di una onlus, un maliano di 25 anni, il presunto autore della violenza sessuale commessa ai danni di una diciottenne vicino alla stazione di San Zenone al Lambro, Milano. Che gli fareste a questo ragazzo? Si chiama Ezio
Paloschi, e questo pezzo ci sta bene da suonare in certi club. Ezio Paloschi, la sua è la Red Street e lui è il produttore discografico proprietario dell'etichetta Out Recording Studio di Cividate al Piano in provincia di Bergamo. Ma questo pezzo suona bene, Red Street, anche in versione serale, sorseggiando un aperitivo. C'è Morgan, il famoso cantante che ultimamente ha abbracciato la causa palestinese, è assolutamente invasato, ma c'ha ragione, genocidio, ci mancherebbe altro. Poi magari c'è anche Hamas che non è proprio una brava persona, ma parliamo soltanto di Free Palestine, che va bene così, e che scrive sui social, Morgan: non riesco a capire come mai non si crea una rete di connessione tra tutti i dissidenti, me compreso, che si stanno esponendo pro-Palestina. Sono dissidenti, cioè non è un pensiero comune, si parla solo di flotia, no, loro sono dissidenti. C'è qualcosa nell'algoritmo che blocca, e non ditemi che è perché bla bla bla, espertoni sistemici. Non voglio spiegazioni pseudotecniche, ma socio-ideologiche e possibilmente soluzioni. Insomma, si lamenta che non se ne parla abbastanza, mentre abbiamo visto che anche la scuola, comunque, dopo i camalli che dicono parolacce, anche la scuola promette battaglia, promette di fermare l'Italia se dovessero dire qualcosa o fare qualcosa contro la flotia. Meloni, la finta intervista. Investite come me. I video che sono finti, ma sono iperrealistici, fatti con l'intelligenza artificiale, creati, filmati anche con Matteo Salvini, che viene usato nella classica inquadratura da selfie con cui ha girato centinaia di video negli ultimi anni, con gli occhiali, seduto alla scrivania ministeriale. Parla di piattaforma reale che permette di guadagnare ogni giorno senza inganni, senza rischi. Ragazzi, sta succedendo quello che vi ho presagito io, ma anni fa. Cioè, non capiamo più ciò che è vero e ciò che è falso. Se riceveremo una telefonata, non sapremo che stiamo davvero parlando con nostro padre o un nostro amico che ti chiede soldi, oppure se è un'imbrogliata. Attenzione, se ne parla oggi a pagina 25. È tutto finto quello che si vede sui social? Chi lo sa? Giro pagina, e giustamente è ora del quotidiano Il Giornale. Datemi ancora 10 minuti e poi apriremo i quotidiani e la vostra sensazione dei quotidiani. Uccisa la libertà di parola, omicidio politico negli USA, eccolo qua, -1, ok. I movimenti studenteschi Osa e Cambiare Rotta hanno postato la foto di Kirk a testa in giù. A buon intenditor poche parole, oggi è un giorno meno buio. Colpiscono gli uomini per imbavagliare le idee, scrive Nicola Porro. Ma ancora, chi getta benzina sul fuoco con Francesco Maria del Vigo, un gesto legittimato dall'odio democratico. Intanto però l'aggressione antisemita sciocca Venezia contro 2 turisti. A Venezia una decina di nordafricani hanno importunato, insultato e minacciato una coppia di turisti, marito e moglie, riconosciuti come ebrei dall'abbigliamento tradizionale. Ragazzi, si ripete ciò che è accaduto in un autogrill, solo che adesso sono gli africani che già non rompevano le palle abbastanza a noi italiani. Kirk sui proiettili, frasi antifasciste, taglia da $100.000 al killer, paginone a pagina 2 del quotidiano Il Giornale. Uno in meno a sinistra i teorici del se l'è cercata e la Meloni che dice non taccio. A pagina 8 del quotidiano Il Giornale si intervista Paolo Mieli. Il giornalista e scrittore dice: la NATO non esiste più, Israele sta sbagliando. Putin sa che nessun paese dell'alleanza entrerebbe in guerra. Paginone con Paolo Mieli, il suo ultimo libro Il prezzo della pace quando finisce una guerra, e interessanti meditazioni da leggere con calma. Tel Aviv fa esattamente quello che i suoi nemici vogliono che faccia. La flotilla non va in Ucraina, dicono che preferiscono portare aiuti in Sudan. Oggi sul quotidiano Il Giornale
che ospita Paolo Mieli. Vi dicevo prima dell'antisemitismo, aggressione a Venezia, signori, insulti e schiaffi a 2 turisti ebrei da 10 nordafricani al grido di Free Palestine, ok? Ecco il taser secondo il PD, spara solo Lacci, c'è un taser democratico, qualcuno ci crede, crede cioè che esista un'alternativa al dispositivo a impulsi elettrici già passato come alternativa non letale alle armi da fuoco, ma ora messo in discussione, soprattutto a sinistra, dopo i 2 casi estivi in cui era apparso come causa del decesso di 2 persone, in almeno un caso, quello di Olbia, era poi emerso come il decesso non fosse dovuto alla scarica, ma uno scompenso cardiaco. Oggi a Pavia sarà presentato il Bola Wrap, definito come dispositivo non letale di contenimento a distanza utilizzato dalle forze dell'ordine per immobilizzare una persona senza causare danni, e vedremo cosa hanno da dire pure su quello. Oggi la partenza dalla Sicilia verso Gaza, via la flotilla italiana con 4 parlamentari, e c'è dentro anche il leader dell'UCOI. Chiaramente, se siete curiosi, oggi sul quotidiano Il Giornale. Giro pagina, certamente. E la brutta cronaca ci porta a raccontarvi l'episodio di Torino, polemica per la decisione del tribunale, massacrò la moglie, ma va compreso. Il giudice dà solo 18 mesi all'uomo che deturpò la ex e la commissione chiede gli atti. Va compreso, quella donna gli aveva rovinato il matrimonio. La donna oggi ha 21 placche di titanio nel viso. La sentenza: comportamenti non eccepibili, separazione brutale, l'ira non era motivata. Ancora lo stupro, eccolo qua, per fortuna c'è qualcuno che gli dedica un pochino più di un trafiletto. Pagina 17 del Giornale, lo stupro a San Zenone, arrestato un 25enne, aiuto cuoco maliano al centro d'accoglienza, una persona assolutamente tranquilla, però questi sono in perenne emergenza sessuale e voi donne siete le loro schiave. Incastrato dal DNA, era già segnalato per lesioni, ma sì, ti facciamo fare il cuoco, aveva un permesso temporaneo, certo, ne regaliamo a cani e porci qua in Italia di tutti i tipi, sì, un permesso sussidiario, così tanto per dire, ma sì, vai protetto in qualche modo, non sappiamo come, ma vai protetto. Il migrante è stato rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza che hanno visto dirigersi nella Olnums in cui era ospite. Chiaramente io non so a San Zenone al Lambro se è in mano al PD o c'è qualcuno di centrodestra. Queste telecamere facciamole funzionare, perché sarebbe stato velocissimo il trovare questo personaggio se avesse funzionato la telecamera. È chiaro che per la sinistra la privacy, volete mettere una telecamera sulla scala che porta alla stazione, oh mamma mia. Natisone, chiesti 3,7 milioni di risarcimento al Viminale, la triste storia dei 3 ragazzi travolti dal fiume nel 2024, un rimborso record sotto accusa i ritardi nei soccorsi 41 minuti dopo la chiamata, e chiaramente adesso si inizia a parlarne. Un bel trafilone su Baby Gang, fermato per lui traffico di armi. E poi c'è il quotidiano Il Tempo. Certamente c'è il quotidiano Il Tempo che, come vi dicevo, è potentissimo perché parla della rete del terrore dietro la flotilla, dei turisti ebrei aggrediti in strada, picchiati al grido di Free Palestine, oltre 100 perquisizioni e arresti per istigazione all'antisemitismo, ma soprattutto all'interno ha il coraggio, il quotidiano Il Tempo, di ricordare che è stato detto no al minuto di silenzio per l'americano ucciso Kirk. Applausi invece per la Palestina, vergogna europea. Negato un momento di commiato per il barbaro omicidio dell'attivista vicino a Donald Trump. Ovazioni ed esultanza invece per la risoluzione sulla striscia voluta da verdi, socialisti e liberali.
paginone con Gianni Di Capua sul quotidiano Il Tempo, è uno dei pochi che ne parla, di questo mancato minuto di silenzio. Vergogna europea. Il Parlamento europeo nega il minuto di silenzio per Kirk, fedelissimo alleato di Trump, assassinato in un campo nello Utah. ECR, patrioti, SN, infatti, avevano chiesto una breve pausa dei lavori per ricordare l'attivista di destra, richiesta però negata dalla stessa presidente dell'Aula Berley, che spiega come tale atto non sia possibile perché prerogativa della presidenza. Intanto l'Islam punta all'Europa come già fatto in passato. Ecco le due lezioni della storia che bisogna ricordare. Parla l'ex ambasciatore di Israele Heydar. Il riconoscimento di uno Stato palestinese è la prova della cecità dell'Europa. Nel suo affanno di compiacere i musulmani ignora il significato dei due storici respingimenti dell'Islam dal continente e avvertimento che questa volta l'obiettivo è conquistare l'Europa senza combattere. L'Europa è in fase di conquista. Già oggi esistono quartieri nelle grandi città in cui la polizia non entra più e i residenti nativi abbandonano le proprie case. È ancora possibile attraversare il continente senza notare il fenomeno e concludere che il vero problema sia Israele e non i milioni di residenti nei loro sobborghi che disprezzano la cultura, la fede, la storia, le grandi idee nate nelle accademie europee. Durante una recente visita in Europa mi è tornato alla mente un libro di un secolo fa del filosofo tedesco Spengler, Il tramonto dell'Occidente. Egli descrisse l'ascesa e il declino delle antiche civiltà, avvertendo che lo stesso destino attendeva l'Occidente moderno, una società che arriva a mettere in discussione la necessità stessa di generare figli, scriveva Spengler, è una società che annuncia la propria fine. Oggi l'Europa è effettivamente un continente che invecchia, fatta eccezione per le famiglie di immigrati che beneficiano generosamente dei sussidi statali. Ma va avanti l'articolo di Heydar quest'oggi sul quotidiano Il Tempo e d'altronde dobbiamo pensare anche a queste cose oltre a gridare Palestina libera. L'odio che ha ucciso Kirk può esplodere anche in Italia. Noi astenuti su Gaza. Pagina 9, intervista a Nicola Procaccini, il presidente dei conservatori in Europa. Parla di risvolti dell'assassinio dell'attivista americano. E poi gli ostacoli di ottobre, ricordiamolo, sono pronte 2 mozioni di censura per Ursula. A rivelarlo la presidente dell'Eurocamera Metsola, raccolte le firme da patrioti e sinistra. La Lega si è data da fare, ma come vedete non soltanto la Lega. Giro e sul quotidiano Repubblica, vi dicevo, l'Unione Europea apre a riconoscimento, i gruppi italiani si spaccano con Tajani che dice valutiamo le sanzioni di Ursula, lite in aula con i 5 Stelle, mi chiedete ancora dell'intervista a Vendola, certo, bella, molto bella, ma io giro in questo momento sul quotidiano La Stampa perché all'interno appunto Tajani, e sono gemelli Repubblica e Stampa, aumentare il prezzo su Mosca, Israele, lite con i 5 Stelle, ma che mi interessa è l'intervista con Lucia Annunziata, europarlamentare, volto famoso Rai, eletta con il Partito Democratico. Il Cremlino ha testato il terreno e vuole spaventare l'Est Europa. Un avvertimento in stile mafioso, l'intelligence teme altre incursioni. Praticamente questo è l'avvertimento che la Russia avrebbe dato all'Europa. Secondo Lucia Annunziata, l'incursione di droni russi in territorio polacco è un avvertimento in stile mafioso da parte di Putin. L'obiettivo è metterci alla prova, far vedere che lui ha i mezzi e il coraggio per allargare il conflitto, verificando la nostra capacità di reazione, che è stata comunque vanificata perché sono pure entrati questi droni, spiega l'eurodeputata eletta da indipendente nelle file del PD, componente della Commissione per la sicurezza e la difesa dell'Europarlamento. Non si capisce che queste guerre, anche lontane da noi, destabilizzano le nostre economie come in Francia. Aumentare le spese militari? Il governo ci metta la faccia e si assuma le responsabilità di dire se è necessario. Pagina 6 del quotidiano La Stampa.
escalation irresponsabile per testare la reazione NATO. L'ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica dice ora rafforzare le difese aeree. Salvini invece dice no alle nostre truppe all'estero, militari solo per proteggere gli italiani. Se devo assumere dei militari, li assumo per proteggere gli italiani, non per fare guerre in giro per il mondo. Matteo Salvini, mentre lo sconfinamento dei droni russi in Polonia fa temere per il peggio l'intero Occidente, ribadisce il no all'impiego di truppe italiane all'estero. I problemi non sono i carri armati russi, ma chi scippa, accoltella, ammazza, spiega in TV a dritto e rovescio. Non si può avere paura di mandare in giro le proprie figlie anche nei piccoli comuni per colpa delle baby gang e delle seconde generazioni. Il leader leghista punta il dito contro Francia, Gran Bretagna e Germania. Dopo il fallimento del Green Deal e del settore auto cercano rilancio con le armi. Quando la Germania converte le fabbriche di auto in stabilimenti che producono carri armati e missili, la storia insegna che non finisce bene. Salvini richiama la memoria storica. Chi ha pensato di invadere la Russia da Napoleone a Hitler non è mai riuscito. Prima di parlare di guerre, contiamo fino a 100. E io conto fino a 10 perché finisco di leggere qualche giornale, ma intanto potete irrorare il nostro centralino con le vostre chiamate chiamando 02 9294 7222. Sempre a pagina 7 il taccuino di Marcello Sorgi dice il riarmo a parole e nei fatti. Ancora quotidiani, vi ricordo La Stampa, l'intervista con Alvarez, femminista spagnola che dice no all'utero in affitto, ma c'è anche Weber a pagina 20 della Stampa e certo il capogruppo del PPE all'Europarlamento dice il motore termico resterà sul mercato, i consumatori devono avere più opzioni. Capogruppo PPE all'Europarlamento. Direi che è una notizia. Il futuro è elettrico, ma servono flessibilità e pragmatismo. Se lo dicono loro, non possiamo che esserne contenti. La BCE, ma prima la manovra, e c'è Leo che dice detassare i salari, ma scrive il quotidiano La Stampa, ci sarebbe una frenata sulla rottamazione fiscale che invece chiede la Lega e non molla su questo. La legge di bilancio è un cantiere aperto, via libera la riforma dell'ordine dei commercialisti, bisogna trovare i soldi, però ricordiamo è sulla sanatoria, come la chiama, ma siamo sulla Stampa giustamente, sanatoria chiesta da Salvini, c'è uno stallo proprio perché ci vogliono soldi per prevedere tutte queste 120 rate senza versare interessi e sanzioni che propone la Lega per chi effettivamente non è riuscito a pagare le tasse o chi comunque vuole partecipare a questa quinta rottamazione per pagare i debiti con il fisco. Stiamo a vedere, un giorno sì e un giorno no, si dice che ce la facciamo, oggi purtroppo è il giorno no. Intanto ho aperto le linee, sentiamo chi vuole parlare in diretta, 029294 7222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Allora, subito in primo luogo una cosa riguardante le notifiche di Facebook. A me ieri mattina è arrivata la notifica di Facebook che stavi facendo la diretta della rassegna stampa. Peccato che mi è arrivata alle 9:20. Che non l'avevo finita praticamente, dai. Esatto. E mi capita quasi sempre così, arriva almeno a me arriva verso la conclusione, quelle volte che arriva. Allora, torniamo invece a qualcosa di più serio. Allora, riguardo a quel giudice che praticamente ha in sostanza scarcerato quel criminale che ha massacrato la moglie di botte, indipendentemente che sia italiano o straniero, perché l'identità della donna è stata data anche in televisione stamattina dal TG5, l'identità dell'uomo no. Comunque questo dimostra quanto io avevo prefigurato qualche anno fa, che si sarebbe arrivati alle sentenze su misura, pronte a giustificare l'operato del criminale di turno, perché c'è sempre una giustificazione. Questo praticamente arriva a, in un certo senso, perdonare
chi non è magari nato in Italia che ha altri valori. La seconda cosa riguarda quanto accaduto dei droni presunti russi in Polonia. Non voglio salvare il Cremlino, Putin eccetera, perché ne stanno facendo di ogni. Però esperti militari, a differenza di quello che dice la parlamentare del PD e giornalista che hai nominato poco fa, dicono che potrebbe essere invece un'operazione ucraina che è riuscita a prendere il controllo di questi droni e pilotarli verso la Polonia. Questo potrebbe essere anche quanto accaduto è una bugia, perché l'Ucraina ha bisogno di sostegno, di armamenti, eccetera, che è quanto accaduto anche qualche anno fa, questa mattina mi spiego da cani, con il Nord Stream 2, che si diceva addirittura che erano stati i russi a farselo saltare, quando poi alla fine, alcune settimane fa, è emerso che invece c'è di mezzo lo zampino dell'Ucraina, grazie anche ad aiuto occidentale. Attenzione, perché questi sono talmente disperati, i governanti europei, sia la Ursula von der Leyen che quelli che la sostengono, guarda caso Macron, Merz e Schulz, tutti personaggi che nel loro paese vengono odiati dalla propria gente, che pur di rimanere lì sono pronti a farsi saltare in aria. Ciao Sammy, grazie. Grazie, è la narrazione differente, quella che cerchiamo noi, che vi offriamo ogni giorno. Come a pagina 5, il quotidiano La Verità torna all'omicidio politico. Ecco il coro degli intellò che dice: in fondo se l'è cercata Kirk. Per alcuni è colpa delle armi, per altri delle sue posizioni. Nessuno menziona l'ideologia dietro il delitto di Kirk. Cambiare rotta senza ipocrisie, mette una foto a testa in giù con la scritta -1. Meloni replica: non ci facciamo intimidire. Mezzola nega il minuto di silenzio a Strasburgo. Irina, Black Lives Matter, assolve dicendo la violenza degli oppressi è giusta. La madre dell'uomo non andava liberata. Il GUP vuole rimuovere la toga responsabile. Irina, 23 anni, accoltellata a morte su una metropolitana di Charlotte da un pluripregiudicato che non avrebbe aggredito la giovane ucraina perché era bianca, ok? Se seguite la Lega Salvini Premier, di questo se ne è parlato parecchio e siamo tra i pochissimi effettivamente. Lo stupro di San Zenone, arrestato un malese che era sotto protezione. Pagina 14 della Verità, che ha anche Baby Gang, le pistole in casa, in manette, di nuovo Baby Gang. La flotta italiana ora strizza. Chiediamo immunità diplomatica. Le navi ad Augusta e Siracusa, la flotilla, non sono ancora partite, ma la portavoce Delia pretende protezione dal governo, come fa la Spagna. Intanto il pentastellato Croatti si dà la diretta social per i follower. Che vi dicevo, è puro spettacolo. Non è spettacolo, ma Lollobrigida se n'è accorto e lancia l'Euroalleanza del riso contro il Mercosur. Oggi a Vercelli Lollobrigida radunerà i produttori europei. Obiettivo: contrastare gli accordi commerciali dell'Unione Europea che col Mercosur spalancano il continente a prodotti di basso valore provenienti da Oriente e Sud America. Difendiamo qualità e mercato, ragazzi. Pochi mesi e arriveranno cose che costeranno pochissimo e noi le compriamo. Boccaloni, senza pensare che cosa c'è dentro. Fammi prendere un'altra chiamata. 0292947222. Pronto? Sono io, ciao Sammy, buongiorno. Ciao. Allora, io ho già mandato un messaggio dicendo che hanno cercato di zittirlo, di togliergli la parola, ma io continuerò a parlare a voce alta anche per lui. Continuerò a dire che nelle gare femminili, quelle specie di transgender, non so, chiamali come vuoi, che non si sa se sono uomini, donne, tipo il pugile, eccetera, non devono partecipare. Questo per tutelare la dignità e l'onore e la sportività delle donne. Continuerò a dire che l'utero in affitto è un abominio e continuerò a gridare a voce alta anche per lui. Volevo dire a Marco che per quanto riguarda i giudici che scarcerano gli assassini
islamici, eccetera, eccetera. Siamo già in questo mood perché in Inghilterra Keir Starmer, che è l'ex magistrato, ha taciuto, ha dato ordine di non parlare degli stupri che da anni hanno fatto i pakistani, ok? Nei riguardi delle donne, delle bambine, perché erano bambine inglesi bianche. Lui ha dato ordine di non parlarne, ha sottaciuto, ha messo tutto sotto il tappeto per non provocare, diciamo, per non scatenare le violenze razziste, eccetera, eccetera. Quindi siamo già in quel mood. Un'altra cosa, Trump sta distruggendo, e ce la sta facendo perché ormai è distrutta, l'Unione Europea da ovest, con a livello economico, eccetera, eccetera. Putin la sta distruggendo con gli avvertimenti. Grazie cara, ti devo tagliare perché siamo in chiusura, devo leggere qualche segnalazione da Libero all'interno. Gli intellettuali di sinistra giustificano lo sparo a Kirk e Meloni risponde ai deliri. Ci sono paginoni che raccontano bene chi era questo Kirk. L'omicidio, questo è Daniele Capezzone, l'omicidio è il frutto della macchina dell'odio progressista. Da Donald a Shinzo Abe, conservatori nel mirino, il minuto di silenzio negato, polemica all'Europarlamento. Chi era davvero Charlie Kirk, l'astro nascente trampiano che conquistava i giovani, mostrificato dalla sinistra, ma anche l'orrenda fine della 23enne ucraina negli USA, Irina, uccisa a coltellate da un afroamericano sulla metropolitana, una notizia che non ha fatto capolino sui quotidiani. La Todde che vuole bloccare i voli da Tel Aviv ma non può, dopo il caso dei militari israeliani in vacanza, e poi la flotilla pronta a salpare verso Gaza e incassa pure la benedizione di Parolin. Si raggruppano a largo della Sicilia le 18 imbarcazioni italiane e le altre 16 barche provenienti dalla Spagna. Gli attivisti invocano la protezione diplomatica, ma anche a quanto pare quella del Signore. Ci fermiamo, grazie a Simone 1, Simone 2 per la regia, ma Sammy Varin ritorna anche perché ho tanti vostri messaggi da leggere questa mattina alle ore 11. Avete ascoltato la rassegna stampa.